Dal 10 marzo di quest'anno chi percorre la pedemontana veneta per un tratto massimo di 25 km ha uno sconto del 60% sulla tariffa, un effetto che ha contribuito all'aumento del traffico lungo questa superstrada al centro di tante polemiche. Da quando è stata aperta si è registrato un incremento dei flussi veicolari del 144% e da quando è stata completata con l'innesto in A4 si è registrato un 18% in più. La regione incassa 500.000 euro al giorno di pedaggi, ma per arrivare ad un pareggio tra introiti e canone di gestione ci vogliono 9 anni. Questa è un'infrastruttura che oggi dà dei buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. La scontistica c'è un incremento generale sostanzialmente su tutta l'infrastruttura del 35%, siamo arrivati anche a un incremento dei mezzi leggeri dal lunedì al venerdì del 35%, però ci sono delle tratte che danno soddisfazione, vanno oltre il 40% o Breganze e Valle Agno che dà oltre il 74% di incremento di mezzi leggeri, quindi vuol dire che le scontistiche dopo soli 3 mesi stanno rispondendo bene. Oltre ai numeri del traffico in pedemontana, al centro della conferenza stampa anche le previsioni della manovra di bilancio per il 2026. L'assessore Calzavara annuncia che saranno necessari tagli drastici, ma Zaia fa ben capire che a fare i conti saranno i nuovi eletti, andando a elezioni in autunno. Di emendamenti sul terzo mandato non vuole più parlarne. Tratta volentieri invece il sostegno al magnate di Amazon, oggetto di contestazioni per le sue nozze in laguna. Io ritengo un'ingiustizia comunicare a nome di tutti il fatto dell'ostracismo a due persone che vengono qui per sposarsi, siano i più ricchi del mondo o siano i più poveri del mondo. Venezia deve essere, e il Veneto deve essere inclusivo. Non si fa distinzione di colore della pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali e di conto in banca.